Pietro Maso tornerà libero il prossimo 15 aprile dopo aver scontato 22 anni di carcere. L'ex ragazzo della Verona Bene a 20 anni uccise i genitori per impossessarsi dell'eredità. Adesso parliamo di Pietro Maso. Pietro Maso tornerà in libertà il prossimo 15 aprile dopo aver scontato 22 anni di carcere. Lo state vedendo in immagini di repertorio durante il processo. L'ex ragazzo della Verona Bene che nel 91 a 20 anni uccise i genitori per impossessarsi dell'eredità era stato condannato a 30 anni e 2 mesi, poi ridotti dall'indulto e dalla liberazione anticipata. 17 aprile del 91, Maso, che ha oggi 42 anni, uccise i genitori, i coniugi Antonio Maso e Maria Rosa Tessari, nella loro casa di Montecchia di Crosara, in provincia di Verona. E adesso ci fermiamo per un paio di minuti di pubblicità. Al ritorno parleremo di falsari, dei falsari un po' particolari perché si erano anche ispirati a un vecchio film di Totò. A tra poco.